amici bellini, andiamo a fare questa analisi della partita, perché è chiaro che uno vuole avere una visione d'insieme, però non possiamo dimenticare la partita stessa, che poi ci porta a delle previsioni o ipotesi di come si può continuare. Ci sono degli screenshot da vedere, cominciamo. Allora, con molta calma, do il benvenuto a Ugo Coppola e a tutti i nuovi iscritti che si sono affacciati sul canale. Io sono Valerio Fluido, benvenuti a quelli che si affacciano adesso, iscrivetevi con fiducia, perché se c'è una cosa qua che vi posso dire è che non siamo ideologici, non portiamo avanti un'idea che magari abbiamo inizialmente con un'intuizione e poi la dobbiamo portare avanti dicendo la non realtà. Se c'è qualcosa da dire la diciamo, a prescindere. Può riguardare il like. Dov'è il like? Dai, può riguardare i calciatori, può riguardare l'allenatore, può riguardare la società. Se uno dice non mi piace quel calciatore, però quel calciatore gioca bene, idem al contrario. E devo dire delle cose a buongiorno, per esempio. Andiamo a vedere, ci spostiamo e c'è il nero totale, invece no. Ecco, tutto parte purtroppo da qua. Poi a fine video c'è un intervento di Fabio Versatile, le pagelle anche del gruppo Telegram, quindi dobbiamo integrare tutto. La community è community e non si... Allora, partiamo, purtroppo già al 6° minuto succede la frittata. Fallo laterale, Politano. Allora, io ho fatto scuola calcio quando ero... Un errore da scuola calcio, non si... No. Però quando io ho fatto scuola calcio mi dissero, e può essere una cosa superata che non è vero, però quando non hai un uomo libero sul fallo, io facevo il terzino, quindi i falli laterali erano i miei, quando dovevi fare un fallo laterale e non avevi un uomo libero, lungo linea avanti, più sulla linea possibile, in modo tale che se il difensore interviene hai guadagnato metri. È difficile che il difensore riesce a rimetterla avanti se è marcato. Insomma, qua, se tu ce li hai tutti marcati e in realtà Pilling aveva fatto il movimento, quindi gliela puoi dare sui piedi che te la ridà di prima, però evidentemente non c'è già quella fiducia assoluta. A un Lobotka gliela dai, a un Pilling magari ci pensi 2 volte. Quindi invece di andare lungolinea, Politano sceglie questo passaggio verso Rrahmani, che però anche lui non è liberissimo. Ma andiamo a vedere un'altra cosa. Nel momento in cui la palla sta per andare verso Rrahmani, ovviamente Diao lascia Di Lorenzo e va in pressing su Rrahmani. Altro dato interessante, l'attacco del Como, la grafica portava Diao falso 9 con Nico Paz e Strefezza alle spalle. In realtà, se andiamo a vedere le posizioni medie, più avanzato risulta Strefezza, con Nico Paz che fa il falso 9, ma si alternavano in continuazione e ti creavano delle difficoltà. C'è un problema qua, nel momento in cui la palla rimbalza da Rrahmani, buongiorno, non ho capito il perché, vai in avanti. Quando tu devi dare la possibilità del passaggio facile, non sei marcato da nessuno perché Strefezza non c'è qua, buongiorno vai in avanti invece di dare una possibilità a Rrahmani. Rrahmani si gira, vede che buongiorno sta andando verso il centrocampo, non ha la prontezza magari di spazzarla di sinistro, deve fare un movimento col corpo e il retropassaggio è anche un'azione logica. Però poi lo devi pesare il retropassaggio e devi capire, o lo devi sapere a prescindere, su un fallo laterale dove si mette il portiere. Considerando che il fallo laterale era quasi a centrocampo, per me ci può pure stare che Meret non sta proprio tra i pali, è molto lontano da quello che è il centro della porta. Nel momento in cui ribalza dovresti già probabilmente andare a coprire i tuoi pali. Dobbiamo continuare a lavorare, cercare di crescere, se c'è la possibilità di crescere, e poi vediamo, ecco, va bene. Però io continuo a dire che il passaggio di Rrahmani è comunque un passaggio che mette in difficoltà un portiere che non è un Reina con i piedi, perché gli rimbalzerebbe davanti e la dovresti controllare, spazzare. Quindi molte cose non sono andate in questo autogol. Rrahmani ha la più grande responsabilità, però aggiungiamoci anche Politano, anche Buongiorno e anche Meret. Dopodiché il Napoli approfitta di un errore indotto del Como, l'errore indotto dal pressing che fa Lobotka, una delle poche cose che Lobotka sono 3-4 partite che stiamo dicendo che dovrebbe anche lui riposarsi, e il sostituto onestamente ce l'ha.
Quindi le cose che chiediamo a Conte, che non gli chiedono in conferenza perché gli devo chiedere che ne pensa delle parole di ausilio, no, parliamo dei giocatori, è una domanda facile, fare la domanda sui singoli calciatori così lui ti fa capire lo stato di forma o come la pensa. Insomma, Lobotka qua bene, va in pressing, il passaggio non è preciso ed è bravo Raspadori ad andare subito in pressing, sgraffignare il pallone ed è freddo poi sotto porta e batte il portiere. Tra l'altro non è sfuggita agli amici bellini l'esultanza di Raspadori, che cambia esultanza di volta in volta, e questa qua onestamente ha ricordato questa, è inevitabile. Poverino, gli ha dato fastidio che l'hanno accusato di proprio bugiardi, calcisticamente bugiardi. E siamo alle no, quello non ho detto, che ho detto ti faccio nero, bugiardi. Senza alcun dubbio. La partita di Billing, specialmente nel primo tempo, per me è stata sufficiente. Ci ha dimostrato che può giocare a calcio, è grosso, è lungo e bislungo, quindi giustamente non ha dei movimenti come può averli un Lobotka, sai, dal basso baricentro così, però in questo caso buono l'intervento difensivo di Billing, che toglie un pallone dal limite dell'area, la palla poi andrà nella zona di Buongiorno, che non la spazza, con calma però col destro, vede giustamente una serie di giocatori che stanno però tutti un po' avanti e cercherà di servire Politano. Il passaggio però prende in controtempo Politano e arriva un tiro dal limite dell'area, perché dal limite dell'area ci provano sempre, un tiro che viene parato da Meret, non difficile. Qua Buongiorno onestamente un assist all'avversario, ecco il non essere ideologici, ecco essere quelli che Buongiorno, mio calciatore preferito della difesa senza alcun dubbio, il classico esempio di calciatore forte che può anche giocare male. Buongiorno è tornato da un infortunio fastidioso, adesso deve riprendere la forma e deve ritrovare anche le distanze, perché io non ho la possibilità di farvi vedere una Conte cam, ma vi posso far sentire delle cose che ha detto Conte che mi aprono completamente un altro orizzonte proprio sulla sul posizionamento di Buongiorno e su come il Napoli doveva sviluppare, perché questo 3-5-2 mi convince poco, ma e adesso lo vediamo. Qui Juan Jesus male, qua Juan Jesus nemmeno in promozione si dà questa pace. Se ci fosse Buongiorno, allora pure Buongiorno può fare un errore del genere come l'ha fatto Raccomà. Immaginate Juan Jesus che fa quell'autogol. Ho letto cose su Rachmani così, non le ho lette. L'essere ideologici, amare la propria idea e puntare a uno invece che a un altro, quando invece tutti sono in grado di fare degli errori. Se è vero che nel primo tempo il Napoli ha tenuto bene e comunque si poteva fare qualcosa in più, io altre parate di Butez non le trovo negli highlights e non ce ne sono. C'è qualche colpo di testa, qualche occasione da calcio d'angolo, ma poca roba. Arriviamo direttamente al 65esimo, dove oramai il Como aveva già preso in mano un pochino del pallino del gioco, e qua c'è l'occasione più clamorosa per il Napoli. Raspadori trova McTominay, questo mi fa piacere perché il dubbio mio è che col 3-5-2 con Raspadori che gira intorno McTominay lo perdi un pochino, e invece si trova la zolla e qua Raspadori serve McTominay fa un grande controllo che fa fuori il difensore e spara. Questo è lo sparo ed è bravo Butez ad uscire dalla porta, ad accorciare verso il pallone in modo tale che rendi lo specchio della porta più piccolo e quindi va in avanti e riesce a fare una parata fondamentale perché ti mantiene sull'1-1 e poi può arrivare, perché se avesse segnato potremmo parlare di un'altra partita, non parleremo dei dubbi su Conte, sui secondi tempi e dei dubbi che il Napoli dura un tempo e poi l'altro è diverso. Ovviamente con i sì non puoi fare il caso. Altra occasione, io qua c'è un box to box proprio di Lobotka con uno strappo, palla al piede e trova liberissimo Politano. E qua non lo so perché non gli viene. Io qua da Politano mi posso aspettare un tiro al volo in queste zone. A lui piace chiudere sul primo palo alla Mbappé e invece no, non lo fa. Cincischia un pochino, perde il tempo del tiro al volo, che comunque
forse da quella distanza era un po' complicato. Lo chiudono, però la Politano, una volta perso il tempo, fa uno scarico che è calcisticamente corretto per la corrente Anghissà che sta qua, uno scarico che ti può ricordare un pochino, abbiamo parlato ultimamente del gol di Fabian contro la Lazio, e là mi pare che fu Insigne che invece di provare il tiro a giro scaricò su Fabian, che aveva quel tiro incredibile, invece Anghissà dimostra di avere il tiro dello 0-0, perché arriva una palla moscia e centrale che viene parata facile. Questa era un'azione, uno strappo ben costruito, che però andava chiuso con tutta un'altra roba. Dopodiché ho notato grande nervosismo subito dopo il gol subito. Buongiorno si fa afferrare per pazzo, Di Lorenzo che protesta ovviamente con i suoi compagni. Qua Raspadori è qui perché torniamo indietro e adesso vi faccio vedere le immagini. Si parte tutto da un passaggio di Raspadori per Lobotka, forse è un passaggio troppo forte, Lobotka non riesce a controllarlo, insomma si perde palla lì e il Napoli era in possesso di palla, quindi era molto avanti anche Politano e non riusciamo a chiudere. Dopodiché nemmeno tanto un assalto finale, perché entra Ngong, entra Okafor, non danno un grande apporto. Era entrato Simeone, ma quello che noto io che qua non c'è nessuno a riempire l'area. Abbiamo Anghissà qui, abbiamo Ngong qua, quindi comunque molto defilati. Qua si era mosso Simeone, penso McTominay, Okafor sta qui, insomma questa palla poi di Spinazzola non trova nessuno in area. Nel finalissimissimo invece lo riempiamo l'area, vedete quanti giocatori stanno qua, però Okafor sceglie un passaggio anche giusto per Rrahmani che andrà al tiro, che però finirà di poco a lato. Anche Rrahmani non è che Ronald Koeman, onestamente. Ecco dove succede il fattaccio che porta poi al gol di Diao, c'è una verticalizzazione di Rrahmani su Raspadori, passaggio di ritorno, il famoso passaggio a muro che va indietro e poi riparti. In questo caso o il passaggio è troppo forte o Lobotka non riesce a controllarlo, perdiamo palla qui e la recupera Cutrone. A quel punto Raspadori, sentendosi anche responsabile, andrà all'inseguimento di Cutrone che porta palla, ma il movimento a uscire dalle marcature di Nico Paz, Cutrone gli lascia il pallone, molla un pochino Raspadori, perché a quel punto tu devi continuare in teoria a seguirlo feroce, il che permetterebbe a Di Lorenzo di andare forte su Diao, con Rrahmani che deve a quel punto rompere la linea e andare a chiudere su Nico Paz che sta faccia alla porta. Buongiorno può tenere un occhio qui, credo strefezza, ed ecco che è chiaro che Rrahmani si fa trovare in mezzo tra Diao e Nico Paz, ma secondo me lui là deve per forza rompere la linea, non puoi lasciare Nico Paz libero di andare a puntare alla porta, a un certo punto lo devi chiudere, o puoi temporeggiare, o almeno deve esserci tutta la scalata. Politano era troppo avanti, Raspadori deve continuare così a scalare tutti che vanno sulle marcature. Ci spostiamo, io qua stavo cercando Fortunata, perché c'è un momento della conferenza dove Conte, insomma, che quando Conte perde una partita, perde proprio il senno. A un certo punto gli fanno un paragone, dice Fabregas gli auguro una carriera fortunata come la sua, e lui va su tutte le furie, dice ma quale fortuna, sono tutti meriti miei, non c'è nessuna fortuna, e si arrabbia tantissimo. Io però ricordo, e qua mi potete dire voi perché in italiano io può essere che ho dimenticato delle cose, sto da parecchi anni in America, ma ricordo che dire una carriera fortunata significa anche una carriera che è andata bene per meriti, non perché hai avuto mazzo. È una carriera fortunata, cioè felice, ottima, di grande livello, e invece Conte questo non lo registra e si sente attaccato sulla fortuna. Purtroppo registriamo che Conte poi, quando sta in difficoltà anche a livello dialettico, qualche limite lo dimostra. Ecco, il non essere ideologici, io che ho detto che Conte comunque ha fatto un miracolo e comunque deve rimanere un miracolo, e non dobbiamo farci prendere dall'ansia che perdiamo questo scudetto, se lo perdiamo Conte fallimento eccetera eccetera, perché facciamo il giochino dei saltimbanco, cioè di quelli che fanno le capriole, che dicono una cosa, prima lo insultano, poi arriva e dicono no, io l'ho voluto io, l'ho portato io a Napoli, sono il fautore massimo della tua arriva a Napoli, dopodiché si ritorna a insultare, si ritorna perché si arriverà all'insulto di nuovo, perché non è un'analisi,
si va agli insulti. Perché? Perché poi vai a scagionare tutto quello che avrebbe potuto fare la società e che non ha fatto. Invece società salva, colpa dell'allenatore oppure qualche giocatore che a turno si dà la colpa che hanno sbagliato. Quindi i saltimbanco che saltano di palo in frasca, che fanno le capriole per avere sempre ragione, non mi persuadono. Che a Conte non si possa dire niente nemmeno. Però, e adesso arriviamo alle pagelle, ascoltiamo un attimo quello che è un audio che non so se voi in Italia avete sentito, perché essendo la telecronaca in inglese diversa ci sono dei momenti di pausa e il microfono può raccogliere delle cose. Audio di Conte che si riferisce a Buongiorno. Posizione, says Conte. Di conseguenza mi pare di capire che Buongiorno stava cercando una zolla e stava studiando su come fare questo braccetto che praticamente deve dare una mano in avanti, però probabilmente nelle idee di Conte c'era anche il dover stare un po' più dietro per dare uno sfogo al centrale o allo Lobotka che doveva far partire l'azione, e quindi un Buongiorno che va in avanti qua. Se Lobotka sta qua e Rrahmani sta qua, oppure altre volte è successo questo: Lobotka qui, Rrahmani qui e Buongiorno con Di Lorenzo che va a fare più o meno quello che faceva quando faceva il terzino, però Buongiorno sempre libero, cioè qua era dove, ovviamente giocando con un 4-3-2-1 con il falso 9 e il Como, qua si creava un pochino di spazio dove Buongiorno avrebbe potuto impostare e quindi non ricorrere sempre alla palla lunga per una spizzata di Filippo o andare a cercare Lukaku in profondità, cosa che non ci è riuscita. Insomma, io ho dato il pallino del migliore in campo a Spinazzola, che mi è sembrato, per essere tornato dall'infortunio, mi è sembrato già abbastanza in palla, e qua mi viene in mente quello che potrebbe essere un'idea per la prossima partita, ma ci dobbiamo arrivare con calma. Per i miei voti, e adesso li confrontiamo con quelli del gruppo Telegram, do 5,5 a Meret, 5,5 di Lorenzo. Ammonito entra anche lui in diffida, occhio occhio assolutamente. 5 Rrahmani, 5 Buongiorno per tutto quello che vi ho spiegato, 5,5 per Politano, che per me è anche lui responsabile del gol subito, però poteva essere un assist se non ci fosse stato Anghissà e magari un McTominay, magari lì avrebbe potuto fare assist. 5,5 Lobotka, bene nel pressing del gol, male per quando poi perde la palla nell'altro gol. 6 McTominay, un 6 meno, un 5,5. La partita non è stata eccezionale, ma senza di lui non si va al tiro cioè è l'unico a cui possiamo appigliare se vogliamo fare qualche gol. Quindi Spina 6, do 6 a Raspadori per il gol perché c'è freddezza, ma non mi è piaciuto, mi era piaciuto di più con la Lazio, e 5 onestamente a Lukaku. Come numeri ci siamo ancora tra gol e assist quello che ha portato, però come apporto proprio alla manovra sto in sofferenza, e quelli che dicevo siamo uno in meno in questo caso mi sento di darvi ragione onestamente, e ecco perché poi magari Simeone entra, non è decisivo, però un ragionamento su quello che può essere la prossima partita. Magari non perdi Raspadori che sta in fiducia, fai riposare un attimo Lukaku e non dai un punto di riferimento ad Acerbi. Secondo me bisogna ragionarci. Quelli che entrano per me senza voto tutti, anche se non riesco a dare la sufficienza ad Anghissà, che entra al posto di Billing, un cambio che onestamente Conte non dovrebbe giustificarci, perché entra un Anghissà impaurito dal possibile cartellino giallo e quindi non ti dà un apporto, non te lo dà. Simeone viene ammonito, io questo l'avevo rilevato durante la partita, fatemi controllare. Sì, Simeone è ammonito perché stava dicendo a Butez di non perdere tempo, invece di ammonire Manganiello, invece di ammonire il portiere che perde tempo, ha ammonito Simeone. Va bene, va benissimo quello che stiamo vedendo in giro per i campi. Spinta a 2 mani su Vlahovic, allora è grave, perché sto leggendo tutta l'Italia che si è razzelata. Come si fa a non dare? E la spinta a 2 mani su Kvara? Non parlare di Kvara che ha fatto una partita incredibile ieri, non ne parlare se no si arrabbiano tutti. Poca roba, non c'era bisogno di parlare di quella roba qua. Va bene, Gong assolutamente evanescente al posto di Politano, e poi entrerà anche Okafor al posto di Lobotka, quindi
si creerà questa situazione qua, diciamo nominalmente un 4-2-3-1, ma oramai c'era poco di parlare di moduli perché bisognava fare un assalto che alla fine non c'è stato. Insomma, il Napoli deve tornare a macinare gioco, perché analizzare solamente i punti, un punto dall'Inter, però tenere poi l'Atalanta che ti può saltare addosso, attenzione alla Juve che sta ritornando, però ne abbiamo ancora la possibilità di avere il destino nelle nostre mani, dobbiamo tornare a giocare molto meglio, dobbiamo tornare a tirare molto di più in porta, i portieri avversari devono essere protagonisti, altrimenti io non mi sento soddisfatto, non sto guardando il mio Napoli è storicamente sprecone. Il mio Napoli deve costruire tanto e mangiarsi un sacco di gol. Se non è così non siamo mai soddisfatti fino alla fine. Per un periodo siamo stati cinici, dove pochi tiri poi andavano e li portavi in porto, e quindi anche le vittorie anche un po' striminzite ti hanno dato tutto questo fieno in cascina che fa stare tranquillo Conte, che ha fatto il suo dovere, quello che gli è stato chiesto, e secondo me fa stare tranquillo anche il presidente. Però il presidente con quel suo tweet, qualcuno l'ha detto, è lui che vuole vincere, i tifosi no, non fateci ridere. È lui che rivendica un punto dal leader, intervento come a dire non molliamo, perché è sempre la solita storia. Guardiamoci il Napoli quando lotta per lo scudetto in Champions ci va, quando lotta per la Champions andiamo in difficoltà, quindi crediamoci ancora, noi tifosi spingiamo i ragazzi a crederci ancora, perché una vittoria contro l'Inter fa esplodere la piazza, si va poi ad esultare sotto casa, no, è in casa, quindi non dobbiamo andare a capo di chi, ma si fanno i caroselli, quindi crediamoci ancora, proprio per avere più fieno da mettere in cascina, perché se poi molliamo, occhio, assolutamente occhio. Ora lascio un attimo la parola a Fabio Versatile che vi deve dire una cosa sui biglietti e poi vi saluto. Ciao Valerio, ciao amici bellini, mi sono vestito con i colori giusti così Guido non è in disaccordo con me. Niente, Vale, volevo un attimo parlare della questione dei biglietti dello stadio Maradona. Ormai è diventato impossibile andare allo stadio, sia con Inter prima che Fiorentina dopo. Mi sono messo 2 volte sul sito Ticket One, mezzogiorno meno un quarto, perché ti parte il countdown. A mezzogiorno apre la vendita, già 6.000-7.000 persone collegate prima di me, arriva il mio turno, come ho detto 2 volte dopo 20 minuti, biglietti polverizzati. Non è possibile, secondo me o c'è qualcosa sotto o il sistema non funziona bene, ma ormai andare allo stadio è diventato una lotteria, un terno al lotto. Per chi come me non può farsi l'abbonamento e non può guardare tutte le partite allo stadio per questioni lavorative, devi essere fortunato, ti devi regalare tutto questo tempo della tua vita al sito Ticket One, e una volta che entri, se sei fortunato prendi il biglietto, altrimenti sarà per la prossima. È diventato vergognoso così, non è più diciamo tifo, ci hanno voluto tesserati, tutte queste cose, e poi dopo è peggiorato tutto, era meglio prima onestamente. Spero che a Conte facciano delle domande un pochino più di campo, che gli diano degli spunti tattici di cui lui non ha bisogno, ma che lo invitino a raccontarci come la pensa in modo tale che capiamo di più, piuttosto che fare domande che lo fanno innervosire, che lo portano poi a darci un titolo che poi viene utilizzato da chi ci deve mettere pressione a dire vedi, scudetto o non scudetto, Conte vuole mollare, eccetera eccetera. Non possiamo fare di più, ambiente Napoli, possiamo fare di più per tenere tutti sul pezzo, Conte compreso, che non posso pensare che Conte vuole arrivare quinto di proposito per fare un dispetto a De Laurentiis. Dici no, ma tu mi hai chiesto l'Europa, mica la Champions per forza, mi hai tolto a quello, mi hai tolto a quell'altro, e la sfortuna, e io più di così non posso, ho recuperato 40, quindi non posso pensare che Conte vuole arrivare quinto di proposito in modo tale che noi poi l'anno prossimo abbiamo il giovedì che ci rompe gli allenamenti e lui vola con il Milan o con la Roma. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, se avete dei like lasciateli, questo è il momento. Una